Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo tour. Siamo ovviamente in Friuli, più precisamente a Pinzano, e la prima tappa di questo tour è il castello di Pinzano. A breve andremo a scoprirlo, però questo tour è anche la scusa per ritestare un pochino gli scarponi che ho riesumato dai miei armadi, per cui ve li faccio anche vedere mentre parlo. Sono arrivata proprio in cima al Colle del Castello, dove appunto si trovava il castello di Pinzano. Risale all'età dell'età romana. Ad oggi però purtroppo possiamo ammirare soltanto le fondamenta del mastio e i resti della cinta muraria. Se avete fortuna come la sottoscritta potreste trovarvi qualche animale più o meno socievole, nel mio caso un paio di asinelli e una capretta. Nell'ultimo video che ho fatto in giro ero dall'altra parte del tagliamento, più precisamente qui. Vi lascio il link che uscirà in sovraimpressione in modo tale che potrete raggiungerlo facilmente, il Monte di Ragogna. E la seconda tappa, piccolina piccolina, è questa qua, l'ossario germanico. Ragazzi, per fortuna ho preso gli scarponi, altrimenti sarebbe finita come a Toppo. E se non sapete cosa è successo a Toppo l'anno scorso, vi lascio qui il video. Se devo suggerirvi un periodo in cui fare questa camminatina, assolutamente la primavera è il periodo ideale. Temperature non troppo fredde. Io ho giusto la maglia termica sotto, una felpina leggera sopra, però a livello botanico, diciamo così, e floristico, assolutamente il bosco dà il meglio di sé. Quella che vedete qui alle mie spalle è un'ex caserma dell'epoca, presumo, della guerra fredda o comunque secondo dopoguerra. Fatemi sapere se siete interessati a qualche puntata di Friuli abbandonato. Quello che vedete qui dietro di me e anche nelle clip che passeranno è appunto l'ossario militare germanico sul Colle Pion. Da una porta laterale in teoria si può passare alla terrazza panoramica, però non riesco ad aprirla sostanzialmente. È un cancelletto, ma sì, deve essere un pochino arrugginito il chiavistello, diciamo così. È un incompiuto, quindi non c'è nessun morto tedesco e austriaco dentro. E nelle vicinanze, insomma, qui intorno ci sono una serie di postazioni corazzate costruite nel secondo dopoguerra, esattamente come la casermenta di prima, per presidiare le sponde del tagliamento. E adesso ve ne faccio vedere un paio almeno. Bene ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante questa piccola camminata tranquilla in quel di Pinzano. Gli scarponi fortunatamente non mi hanno fatto le vesciche, ma dovrò testarli per bene prima di fare cose un pochino più impegnative,
anche perché l'ultima volta che li ho usati non ne sono uscite esattamente indenne a livello di vesciche, ci ho messo tipo 2 settimane a ripigliarmi. Detto questo, se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, se non siete iscritti iscrivetevi al canale attivando anche la campanella. Mi raccomando, fatemi sapere con un commento qui sotto se potrebbe interessarvi qualche esplorazione di edifici abbandonati qui in Friuli principalmente, perché potrebbe essere interessante anche solo rimanendo all'interno del mio comune. E parlando di posti abbandonati, qui c'è la stazione, che ovviamente non è più in uso che io sappia. Vi ricordo di seguirmi su tutti i miei social, in particolare Instagram e TikTok, per vedere contenuti praticamente quotidiani su quello che combino. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video dicendovi Have a nice life!